Buon pomeriggio, benvenuti in diretta a Salute e Prevenzione. Oggi parliamo di cardiologia, di riabilitazione cardiologica, di tutto quello che riguarda il cuore, ma con uno sguardo attento all'attualità, alla situazione del Covid, della vaccinazione. In studio con noi c'è il dottor Franco Boncompagni. Buon pomeriggio e benvenuto. Grazie. Lui è cardiologo e opera in questo momento sia nella clinica La Madonnina che a Madonna della Catena del gruppo I Greco di Cosenza. Entriamo subito in argomento, non è la prima volta che ci vediamo e ci eravamo detti rinnoviamo l'appuntamento perché diverse persone hanno telefonato nella puntata che abbiamo fatto qualche mese fa e siamo in attesa anche delle vostre telefonate allo 0984 84 1721 e parliamo appunto dell'attualità, delle problematiche che riguardano il Covid e il cuore. Grazie, buonasera. È giusto affrontare un problema che sta dimostrando veramente degli effetti, dei risultati devastanti. Pensiamo, ultimi dati, che ti parlano 120.000 morti, coinvolti, parlo dell'Italia, coinvolti in tutto 3.350.000 persone, tra dimessi e guariti, quindi un fenomeno massivo proprio dal punto di vista sociale. E sotto l'aspetto cardiologico, cosa dire? Sono importanti, gravi, penosi gli effetti e le implicazioni sia dirette che indirette. Da una parte abbiamo implicazioni dirette, cioè l'azione diretta del virus e i danni che può provocare a livello cardiologico. Parlo dell'incremento che c'è stato delle malattie riferite alla cardiopatia ischemica, alle coronarie, quanti casi sono precipitati di scompenso cardiaco. Cioè, il cardiopatico purtroppo è vulnerabile e fragile sotto l'aspetto della resistenza al virus, ma non solo, ma anche i sani che vanno incontro a complicazioni cardiologiche indotte sempre dal virus stesso. Parliamo di un incremento notevole, noi abbiamo degli studi a disposizione, pochi, dottor, pochi perché all'atto pratico il fenomeno un anno e mezzo. Certo. Abbiamo studi cinesi soprattutto, che vengono dalla Cina e dagli Stati Uniti, e recenti pure studi che risalgono a 6 mesi fa, inglesi, per capire che è successo. E vediamo, tu vedi in Inghilterra, dopo 140 giorni, 6 mesi, triplicato l'incidenza di ictus, infarti, cioè embolie polmonari, cioè tutte complicazioni che sono state quantificate nel breve periodo, ancora non sappiamo a distanza. E più o meno le stesse cose succedono per quanto riguarda i dati che provengono dalla Cina o dagli Stati Uniti. Ma accanto a dati importanti, precipitare situazioni vascolari importanti e quindi incremento di ictus, di sindrome coronarica acute, di scompenso cardiaco, embolie polmonari, accanto a questo ci sono altre implicazioni importanti, indirette, che il cardiopatico, ma anche non il cardiopatico, il cittadino paga sotto l'aspetto preventivo. Mi riferisco per esempio al crollo che c'è stato, questo è importante, dei controlli dei cardiopatici. I cardiopatici, per timore loro, ma anche perché sono stati chiusi in molti posti le liste di attesa, gli ambulatori, fatto sta che c'è stato un ritardo notevole dei controlli, quindi è un problema grosso per gli oncologici, se ne è parlato, ma non di meno anche per i cardiopatici. Poi qualcosa di grave che è successo ed è stato riportato pure dalle nostre associazioni cardiologiche, come conseguenze importanti. Per esempio, qua c'è stato un incremento del 17% degli arresti cardiaci extraospedalieri, gente che è morta sul territorio all'improvviso. E a questo cosa si aggiunge? Si aggiunge il ritardo per timore di andare al pronto soccorso di pazienti che con infarto sono arrivati dopo 2 o 3 giorni, pazienti con dolore al petto, con il famoso dolore, però dolore cardiologico, che ha perso tempo, ha sperato sperando che non fosse un problema coronarico, poi ci è arrivato. E quando ci è arrivato? E così pure abbiamo un grosso ritardo. Sono i dati questi che parlano, delle angioplastiche, degli stent che sono stati messi, degli interventi. C'è stato un crollo sostanzialmente delle prestazioni cardiologiche per acute, non parlo di problemi magari soltanto la cura dell'ipertensione o altri problemi che possono essere gestiti sul territorio. Quindi effetti devastanti. E ancora aggiungo a questo, che è molto importante, il lockdown, cioè l'isolamento che c'è stato tanti mesi, ha portato dei danni grossi.
aumento di peso, alimentazione sbagliata, aumento del fumo, anche questo. Attività sportiva annullata, Sì, che sì. da un certo punto di vista non ci sono stati danni dal punto di vista ortopedico o anche le morti improvvise durante le partite, però poi è un prezzo che pagheremo nei prossimi mesi quando Certo. si riaprirà agli sport. Quindi come vede c'è stato delle implicazioni importanti, gravi, pesanti, che riguardano la prevenzione, ma anche l'approccio acuto al paziente di cuore. Per non parlare poi altri aspetti che incidono indirettamente, l'incremento di fattori di rischio importanti, per esempio la depressione, cioè poi tutte le altre cose anche sociali che ti incidono e hanno una ricaduta anche sul cuore stesso, lo stress che c'è stato. Quindi la cardiologia ha pagato un grosso pezzo. Ora, un'altra cosa che vorrei sottolineare, che è molto importante, si riferisce al ritardo un po'. Accanto a questi problemi che ho sottolineato adesso, c'è stato un po', non dico una trascuratezza, ma forse nell'approccio iniziale, nella selezione dei pazienti da autorizzare per il vaccino, anche qui sono stati dimenticati tanti cardiopatici. Complessivamente i cardiopatici in Italia sono 1.850.000, mi pare, quasi 2 milioni. Però le indicazioni per le cardiopatie sono state limitate soltanto a 2 categorie: i pazienti con scompenso grave, terza, quarta classe, NIA li chiamiamo, e i pazienti dopo uno shock, che sono 160.000. E quindi anche questo è un aspetto importante, che rischiano di avere ancora, di continuare a portare un ritardo. Anche su questo c'è un appello grosso dell'associazione nostra. Torniamo su questo argomento dopo la telefonata. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Pronto? Pronto, sì? Sì, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Io mi chiamo Francesca e chiamo da Cosenza. Salve. Pronto? Può rivolgere la domanda al dottor Boncompagni. Mi chiamo Francesca. Sì, Francesca da Cosenza. E chiamo da Cosenza. Possono aumentare il volume poi? Sì. Prego, può parlare attraverso il telefono, abbassi il volume del televisore in modo da sentire direttamente. Praticamente io vorrei chiedere al dottore Boncompagni. Sì. C'è un problema. Volevo sapere dal dottore Boncompagni, visto che io tanti anni fa ho subito la sostituzione di tutto l'impianto valvolare e assumo all'incirca 40 compresse al giorno, ho molta paura nel fare il vaccino, perché essendo un soggetto allergico, se mi dovesse venire una crisi allergica, un fenomeno avverso, per quanto dice il mio cardiologo, praticamente io non posso fare per nessun motivo cortisone. Quindi praticamente la mia paura è questa, perché da bambina ho avuto un fenomeno avverso gravissimo verso la vaccinazione antivaiolosa. Quindi, anche se appartengo ad una categoria dei fragili, estremamente fragili, praticamente io ho deciso di non farlo. Non so se faccio bene, non so se faccio male, non so cosa fare. Io ho capito che la signora è una valvolare. Sì, allora ha sostituito tutto l'impianto valvolare, assume 40 compresse al giorno e teme che il cortisone, in caso di reazione avversa, possa... Allora, partiamo dalla fine della domanda, dall'ultima parte. Parlava di allergie. In questi casi cosa fare? Fare presente al centro vaccinale che c'è un'allergia e soprattutto col suo medico curante programmare la vaccinazione dentro una struttura ospedaliera attrezzata su questo. Per quanto riguarda un altro aspetto, tra le 40 pillole che lei prende, sì, compresse che lei prende, probabilmente c'è l'anticoagulante, penso. C'è l'anticoagulante. Se prende la signora l'anticoagulante, l'unica accortezza da prendere in considerazione è controllare qualche giorno prima l'indice di ENR, l'indice di coagulazione, che non sia molto alto, per il rischio, no rischio grave, il rischio dell'ematoma dove c'è la puntura. Sul discorso allergie bisogna, e in questo si è molto chiaro, il medico di base lo sa, indirizzarla a una struttura ospedaliera.
Quindi per essere vaccinata in un ambiente sicuro dove è una che si c'è può una storia di intervenire, allergie perché lei non può assumere c'è una storia di cortisone. allergie documentate, deve fare così. Lei ha avuto una reazione avversa all'antivaiolosa, è un fattore indicativo, una vaccinazione che... Ma se solo quello, non so se è allergico oppure se ha avuto altre manifestazioni di allergie, però siccome la signora parla di una grave forma di allergie, bisogna essere prudenti. In questi casi, tramite il medico curante che conosce sicuramente molto meglio, molto bene il caso, interessarla a una struttura ospedaliera, come si fa per esempio per i pazienti immunodepressi oppure per i pazienti oncologici acuti, cioè nel breve periodo, che sono in chemioterapia o radioterapia. In questi casi bisogna rivolgersi a una struttura ospedaliera. Speriamo che la signora Francesca abbia ascoltato le parole del dottor Boncompagni, poi ha interrotto la telefonata, avremmo voluto sapere se in queste 40 compresse c'era un anticoagulante, una cardioaspirina, L'anticoagulante, Sindrom, Coumadin, quei farmaci che servono per tenere il sangue fluido. Siccome parla di valvolare, è probabile che prenda un anticoagulante. In questi casi l'unica accortezza è fare un controllo ravvicinato, che non ci sia una grossa scoagulazione del sangue, per evitare che nel punto della puntura della vaccinazione si possa creare un ematoma, ma non è un grosso problema questo. Assolutamente, non sono questi i problemi di cui teme, penso, la signora Francesca. Non sappiamo neanche qual è l'età. L'età può essere influente, può influire l'età della signora, oppure l'età della signora, perché non ci ha detto quanti anni ha. Non ha importanza in questo senso. Ma non c'è un limite a questo, la signora c'è tutte le indicazioni a farla il vaccino, perché in una cardiopatica, in una valvolare, c'è assolutamente, a prescindere dall'età, indicazione a fare il vaccino. Lo ha detto lei stessa, sono un soggetto fragile, ma proprio in quanto soggetto fragile ho paura del vaccino. Certo. Sono timori comprensibili sicuramente, certo. Però probabilmente sulla bilancia pesano di più le fragilità e non la paura della reazione avversa. Ed è molto importante queste trasmissioni che voi portate avanti con tanta passione, divulgativa soprattutto, essere in questa occasione, in questo momento, dei testimonial mediatici importanti, cioè spingere le persone a vaccinarsi, perché in una situazione così drammatica, qual è quella attuale, parlo della Calabria, parlo delle zone nostre, che siamo in zone rosse, semirosse ormai, in questi momenti l'unico modo per rispondere è quello di vaccinarsi rapidamente tutti. Oggi siamo a 500.000 inoculazioni, di cui 151.000 sono le persone vaccinate con 2 dosi, il 10% della popolazione da vaccinare è ancora bassa, però 500.000, anzi 350.000 hanno ricevuto anche una sola dose, è già qualcosa. Prima o poi, quando arriveremo forse a 1 milione, arriveremo a vedere pure un calo dei positivi, come è successo in Inghilterra o in Israele, no? Dove ieri ho controllato c'è stato un solo decesso, che è comunque un decesso, ma è uno solo su 10 milioni di abitanti, praticamente come la Lombardia, come se la Lombardia avesse un decesso, e non è così purtroppo. Telefonata, buon pomeriggio, dove chiama e come si chiama? Pronto? Pronto? Eccoci. Questo si sente bene. Ecco, dottore Boncompagni, buonasera. Io sono Aldo Lio Darente, se si ricorda bene, io sono stato un suo paziente, mi ha mandato a Milano dal dottore Pagnotta a fare l'angioplastica. Le volevo fare questa domanda. Io a tutt'oggi ancora non ho fatto il vaccino. La mia patologia lei la conosce molto bene, mi hanno dato l'esenzione A02. Che tipo di vaccino io posso fare? Quanti anni c'ha lei adesso? Io adesso ce l'ho 69, diciamo quasi 70. Lei può fare il vaccino, può fare tutti i vaccini a disposizione in questo momento, perché il problema delle remore che ci sono state, in questo pourparlere che è frequente, dove vediamo avanzate e ritirate su molte cose, non c'è nessuna controindicazione né per il Pfizer nel caso suo, né per l'AstraZeneca né per il Moderna in questo momento. L'unico limite, è meglio ribadirlo questo, l'unico limite è per quanto riguarda le donne al di sotto dei 50 anni e le donne che pigliano la pillola. Per quanto riguarda l'AstraZeneca, per il resto lei può fare il vaccino che le propongono. Ho capito. C'è un altro problema che le volevo sottoporre. Io prendo anche la metformina perché ho un problema di insulinemia molto alta.
Sì, la può fare Che ne tranquillamente. dici di questo problema? L'antidiabetico? Sì, la metformina. Sì. La può fare Sì. tranquillamente, non c'è nessuna controindicazione, nessun limite. Perché siccome ecco, ci sono un po' dei pareri contrastanti, Le scuole di quando pensiero dicono che cambiano. sono andato a Paola, quando ho prenotato con la piattaforma, hanno visto il farmaco la A02 per 40, e mi hanno detto con questa patologia lei può fare il vaccino Pfizer, come si chiama? Per il diabete, Anziché per il diabete AstraZeneca. questo. E io a questo punto ho Le facce rifiutato cosa le e hanno sto indicato al aspettando centro che... vaccinale. Sì, fra l'altro lei ha fatto la prenotazione tramite piattaforma? Sì, E quindi ha già una data, quindi una volta che porterà lì la sua documentazione, Certo. durante l'esame Sì. le diranno se è il caso di fare l'AstraZeneca, se andrà in un Vax Day, oppure aspettare per fare il Pfizer. Fra l'altro le dico Sì, che perché oggi a Paola quando sono andato mi hanno detto che non posso fare l'AstraZeneca, E quindi ma devo fare... la chiameranno Come per il cardiopatico può Pfizer. fare tutto, per quanto riguarda il diabete, Il diabete- quindi ci fidiamo di quelle che giustamente consigliano Sì, i centri sì, vaccinali, ma come cardiopatico non c'è assolutamente nessuna differenza nell'indicazione verso i vari vaccini. Poi il problema aggiuntivo della patologia, quale il diabete, questo segue quelle che le hanno indicato al centro vaccinale. Perfetto. Grazie Io la signor ringrazio, Anton dottore. Livio, se non sbaglio. Grazie. A presto. Fra l'altro oggi abbiamo dato un'altra notizia, l'arrivo di 2.200.000 dosi di Pfizer in Italia, Sì. è la fornitura maggiore in questa campagna vaccinale e 70.000 dosi circa toccano alla Calabria, di cui 24.500 alla provincia di Cosenza, quindi una bella fornitura per i prossimi giorni, Certo. sia per prime dosi che seconde inoculazioni. No, si sta muovendo ormai, ci si stiamo muovendo. Sì, c'è la contesa con l'AstraZeneca da parte dell'Europa perché non ha rispettato i patti, però per quanto riguarda il vaccino invece Pfizer sta arrivando con regolarità. Telefonata, oggi proprio non ci fanno finire il discorso sulla vaccinazione del Covid. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Sì, pronto. Salve. Buonasera, mi chiamo Maria Pia e chiamo da Ciro Marina. Salve signora Maria Pia, benvenuta. Grazie. Allora, io volevo porre una domanda al dottor Boncompagni, che saluto perché conosco personalmente dagli studi fatti insieme a Santa Severina. Volevo porre questa domanda. Io ho mio marito Tommaso, diabetico, insulino dipendente. Non ho capito, scusa. Allora, il marito è noi diabetico applichiamo- e insulino dipendente. Fa l'insulina, è diabetico e nel suo piano terapeutico i suoi farmaci contemplano anche l'insulina. Comunque, ecco, la domanda che volevo porre al dottore, ma è anche una segnalazione sul servizio sanitario della Calabria. Noi siamo da 5 anni domiciliati qui in Calabria, dove abbiamo il nostro medico temporaneo, dove mio marito praticamente viene seguito all'ospedale di Crotone dal dottor Voce, e quindi tutto ciò che comporta la terapia del diabete viene fornita e controllata dal centro diabetico. Noi stiamo avendo delle grosse difficoltà a prenotare il vaccino che lui deve fare, che è il Pfizer. Ci hanno dato tanti di quelle indicazioni, ma fino ad ora nessuna è andata a buon fine. Sulla piattaforma non riusciamo ad entrare perché nonostante dicono che residenza o domiciliazione non fanno differenza, in realtà non è così. Quindi siamo in attesa che si sblocchi qualcosa. Non nascondo che abbiamo un po' di remore perché il servizio qui che viene dato purtroppo risente di molto clientelismo, per cui ti sente dire ma non conosci nessuno che possa facilitare Molto la prenotazione. molto triste questo aspetto, e questa signora. è una cosa davvero Tristissimo. odiosa. Quanti anni ha suo marito, signora? Mio marito ha 72 anni.
7,2. In ogni caso, essendo diabetico, diceva il dottor Boncompagni, come è successo all'utente che ha telefonato poco fa, consiglieranno, come è stato il Pfizer. Certo. Io le do una dritta, non so se ha provato a segnalare questo caso al numero verde che è in vigore. Ho provato. Poi un'altra cosa, io questa mattina ho telefonato alla ASL di Cirò per prenotare il rinnovo del piano terapeutico e mi hanno dato appuntamento fine luglio. Fine luglio. Questi sono tutti quanti i disguidi purtroppo collegati. Sono tutti i disguidi collegati per buona parte alla fase Covid, è dall'anno scorso che ci sono questi disguidi qui. Tutto viene rallentato, tutto viene posticipato e anche le terapie. Tanti problemi. Ecco, una cosa gravissima è che la terapia del marito della signora Maria Pia viene poi posticipata a luglio, praticamente fra 3 mesi, se dovessero essere intercorsi delle variazioni. Purtroppo si segnalazione all'ordine del giorno in questo periodo. Sì, no, ma è una situazione davvero che io da calabrese amo la mia terra, ci sono tornata, ma onestamente ho la bocca amara per quanto riguarda tutto quello che io vedo nel campo sanitario. Perché poi ho notato che tra regione e regione, cioè tra provincia e provincia, perché in alcune province le cose funzionano meglio di come funzionano qui a Crotone. Cioè qui c'è una totale ignoranza, indipendenza, proprio una insofferenza verso tutto ciò che sono le regole, sono le cose che davvero fanno gridare allo scandalo. Noi speriamo che si risolva più presto la sua situazione e quella delle persone che si trovano. Ma io non so come risolverla, a me mi hanno detto vada all'ufficio delle entrate, faccia modificare la carta sanitaria, la tessera sanitaria, poi vedremo. Ecco, queste sono questo l'ha ricevuto dal numero verde questo consiglio? Sì, anche degli amici medici che ho a Crotone mi stanno dando tante indicazioni, ma purtroppo si risolvono. Sinceramente mi sembra assurdo che in questo momento le chiedano come di recarsi all'ufficio per cambiare la tessera sanitaria. Io spero che anche il suo medico di base l'aiuti invece a... Ma guardi, un'altra cosa volevo segnalare, i medici di base fanno uno scaricabarile terribile, perché io chiedo, quando riprenderete a fare le vaccinazioni alle persone fragili, come è stato stabilito e sottofirmato con la Regione? Ah, ma si mettono tante firme, ma poi non parte niente. Dovete fare tutto tramite la piattaforma. La piattaforma non ci fa accedere. Ai numeri non risponde nessuno. C'è uno scaricabarile totale. Immagino la sua delusione, perché si parla tanto di vaccinazioni, che bisogna fare vaccinazioni, chi le vuole fare non le può fare. Fra l'altro suo marito, noi abbiamo fatto delle simulazioni con persone sui 65-66 anni, si entra facilmente, quindi è proprio un problema derivante dalla domiciliazione. Ma provate con i servizi sociali, col comune, signora. Un problema burocratico. Sì, assolutamente burocratico, però va risolto, va sbloccato senza il suo intervento. Ci deve essere un intervento esterno da parte proprio dell'autorità sanitaria in questo caso. Diceva il dottor Boncompagni di rivolgersi, se possibile, non so più a chi rivolgermi. Ai servizi sociali del comune di domicilio, che è Cirò in questo caso. Suggerisce. Guardi, per una questione di decenza non dico niente. Dalla sua reazione abbiamo capito che forse lo ha già fatto oppure non è... Ma per carità, hanno chiamato amici, parenti, avevamo pensato di segnalare il fatto quando c'è una dose che avanza, magari di Pfizer, potete avvertire, ma niente da fare. Tristissimo. Amara, signora, in bocca al lupo per tutto, speriamo che si sblocchi, che magari questo suo appello venga raccolto anche a Crotone dall'autorità sanitaria e che lei riesca a far vaccinare suo marito, che ne ha tutto il diritto. Vedo un attimo, il 4 di maggio mi hanno dato l'appuntamento all'ufficio delle entrate, vado a vedere se si può modificare questa carta sanitaria, altrimenti è davvero triste che debba partire da lì. A fare 1000 chilometri per fare vaccinare mio marito. Assolutamente d'accordo con lei. Grazie, a presto. Ci faccia sapere magari se riuscirà a risolvere allo stesso numero. Andiamo in pubblicità, torniamo dopo e torniamo sul Covid cuore.
Seconda parte di Salute e Prevenzione, sempre in diretta con il dottor Franco Boncompagni della clinica La Madonnina, ospedali I Greco, gruppo I Greco di Cosenza. Abbiamo subito una telefonata, stiamo parlando di cuore e cardiologia, molte delle vostre chiamate riguardano il Covid e la vaccinazione. Buon pomeriggio, dove chiama e come si chiama? Pronto? Pronto? Dovrebbe essere in linea, c'era stata annunciata una telefonata durante la pausa. Eccoci. Parlare? Buon pomeriggio, prego, può parlare, può chiedere al dottor Boncompagni. Posso parlare, sì? Prego, prego, può parlare. Pronto? Sì. Prego, può intervenire. Io parlo da Corigliano Rossano. Salve. Mi sente? Sì, la sento. Corigliano Rossano, il suo nome? In primis vorrei invitare noi utenti a non essere prolissi come il precedente intervento. Ha ragione, ci siamo fatti prendere anche noi dottore. perché la storia era abbastanza importante. Comunque ci dica qual è la sua problematica. Ha ragione comunque, dobbiamo essere più sintetici. Allora, io ho fatto intervento di rivascolarizzazione. Sì. Con 3 bypass. Sì. Ultimamente ho fatto sia prima che seconda dose di vaccino. Sì. Tutto bene, mi capita però di sentire ogni tanto pesantezza al petto. Finita la domanda. La domanda è questa, allora prego, dottor Boncompagni, pesantezza al petto. Chiedo al dottore se mi consiglia di mettere sotto la lingua il Carvasin 5 mg. Sì. Allora, la signora sostanzialmente dice questo, è una cardiopatica ischemica cronica, rivascolarizzata con bypass, ha fatto 3 bypass. Si è vaccinata di recente, ha fatto benissimo, prima e seconda dose. Dice la signora che sta avvertendo però di recente senso di peso al petto. E la domanda che mi pare a rivolta è questa: posso utilizzare la pillola sotto la lingua, che sarebbe i nitroderivati poi, Carvasin e trinitrina, che si usano quando c'è il sospetto che un dolore possa essere coronarico? La risposta lo può utilizzare, è importante perché tra l'altro può anche cioè chiarire la natura stessa del dolore, ti può indirizzare in qualche modo. Se passa? Questo non basta però, perché se le cose persistono bisogna parlarne col cardiologo, mettere magari, se possibile, anche l'ECG 24 ore oltre, visto che ce l'ha frequenti questi dolori, e poi capire soprattutto se la signora riesce, non so, a fare uno stress test, che può essere una prova da sforzo, un ecostress, cioè approfondire la cosa. Quindi va benissimo e fa benissimo la signora a utilizzare il nitroderivato sotto la lingua, perché se il dolore passa nel giro di 2-3 minuti, 5 minuti, il dolore è cardiologico, è coronarico. Se invece il dolore non passa e persiste, dopo più tentativi, allora vuol dire che non c'entra assolutamente niente. Quindi fa benissimo a fare questo test da sola, provando con i farmaci sulla natura del dolore, però naturalmente c'è bisogno di un approfondimento più accurato, laddove il dolore passa con la pilloletta sotto la lingua. Certo. Qua una visita cardiologica, nei CG, o stress test, magari se la signora riesce a farlo. Grazie al telespettatore di Corigliano Rossano e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dicevamo 1.850.000 cardiopatici in Italia, di cui soltanto 160.000 che sono riconosciuti per le fasi primarie della vaccinazione. Questo è un paradosso. Sono i legittimi aspiranti alla vaccinazione riconosciute tra le sanzioni, no?
insieme alle altre patologie, sono quelle che le associazioni nostre, sia universitarie che ospedaliere, l'AMCO e la SIC, hanno chiamato c'è un appello sui dimenticati della cardiologia, ma dimenticati su tanti, come vede, più di 1 milione, insomma. Certo. Quindi c'è stato un appello, c'è stato un movimento di opinione notevole nell'ambito sempre cardiologico, però le cose sono restate così. Ora, visto che finalmente forse c'è un'accelerazione, non ha senso ancora andare a fare guerre di bandiera, nel senso legittime, quindi speriamo soltanto che si acceleri in un modo ancora più di quanto si è fatto finora, perché questo problema c'è stato e risale agli ultimi 3-4 mesi. C'è stato un appello ufficiale della SIC, il professor Intolfi ne ha parlato, ha fatto poi interviste sulla Repubblica, ne hanno parlato tantissimo di questo, però purtroppo le cose non sono cambiate, i limiti restano quelli. Se tu sei operato di cuore e non c'è altre patologie, non c'è scompenso, se sei iperteso e tante patologie valvolari o meno, non interessa, bisogna entrare in quelle caratteristiche che sono o uno scompenso grave tipo terza, quarta classe INIA e una silica per dire la gravità dello scompenso, oppure essere reduce da un shock cardiogeno. Sono eventi non di curare, ma insomma non frequenti. Certo. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Pronto? Pronto? Prego, può parlare, può chiedere la sua domanda al dottor Boncompagni. Siccome io faccio delle cure a base di cortisone, volevo sapere se posso fare il vaccino e quale tipo di vaccino posso fare. Io non sono un esperto di vaccini, però dico questo, delle mie conoscenze. Lei fa cortisone per problemi forse sistemici, non so, qualcosa di artrite, qualcosa di cronico? Ho una poliomialgia. Ecco, una poliomialgia. Non c'è controindicazione a fare il vaccino, assolutamente. Li può fare, non c'è controindicazione, ma non c'è nemmeno un'indicazione selettiva verso uno e non l'altro. In ogni caso lei, quando andrà nella sede vaccinale, potrà portare le sue fa presente il problema come è previsto la terapia che sta facendo, ma non c'è nessuna controindicazione. Ok, grazie. Grazie e buon pomeriggio. Andiamo avanti, parliamo di prevenzione primaria, come sta cambiando? È che io prendo spunto da un'occasione molto bella che c'è stata, è stata la giornata mondiale della salute, il 7 aprile di recente, di questo mese. E sostanzialmente è importante perché introduce delle novità sulla prevenzione, cioè al di là della prevenzione che restano legittime e soliti, i fattori di rischi classici che ci sono, è importante perché focalizza e sposta l'interesse non solo verso il problema dei soliti tradizionali di fattori di rischio soliti, ma parte con uno slogan che di fatto dice tutto, per un mondo giusto e sano, quindi sano ma giusto, cioè dà l'importanza finalmente a quello che qualcosa già è stato sollevato negli anni precedenti. In un'altra occasione, mi ricordo, ci siamo visti qui, non so se qui o altre occasioni ancora, si parlava del ruolo importante che ha avuto e che ha ancora la medicina, i camici bianchi, sul miglioramento della qualità di vita, l'allungamento della vita. E c'erano dei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità abbastanza recenti che dicevano che il nostro ruolo come medici, i farmaci, gli interventi, le tecnologie mediche, hanno influito sull'allungamento, sul miglioramento un po' di tutto, intorno al 15-20%, non di più. Il resto invece riguarda tanti altri fattori, l'ambiente, l'aria, l'alimentazione, l'informazione soprattutto, cioè riguarda tutti altri aspetti che non sono proprio quelli del camice bianco soltanto. Ora, questo slogan che di fatto fa una sintesi un po' di tutto, dice per un mondo sano ma giusto, ti dice tutto, cioè è importante attenzione a dove vivi, che il quartiere sia sano ma che sia un quartiere sicuro, all'ambiente, è importante al territorio, l'abbiamo visto adesso che significa essere non molto ben attrezzati sul territorio, avere una visione ospedalocentrica, quindi sul territorio. Ti dice ancora quanto è importante l'informazione, i dati, la trasmissione dei dati, dell'informazione che c'è. Cioè sta cambiando un po' il paradigma. Poi ti aggiunge pure due informazioni dello studio EPIC, mi pare, recente,
che ti dicono come al volo, due passaggi, due informazioni. Ti dice basterebbe mangiare la metà della carne rossa che si mangia, quindi diminuire, dimezzare l'utilizzo della carne rossa e muoversi molto di più per portare un'aspettativa di vita dei maschi intorno al 15% in più e nelle donne la stessa cosa. Quindi dei consigli semplici, apparentemente banali ma non banali, perché la carne rossa, lo sappiamo, a livello intestinale, il microbiota che c'è, subisce la trasformazione, esce fuori una ammina molto complicato da spiegare, che ti porta dei fattori, che agisce, favorisce l'infiammazione da dei fattori vascolari molto importanti. Ora, mentre l'attività fisica, ritorniamo sempre sui solite le informazioni, il ruolo importante che ha avuto e ha sempre, fatti in un modo controllato, sull'aterosclero, sulla trombosi, sull'adesione delle piastrine, sulla viscosità del sangue, nel migliorare la vascolarizzazione dei pazienti cardiopatici. E poi ci ritorniamo a questo, anche dei pazienti cardiopatici. E cambia il discorso, la riabilitazione, cioè attività fisica insieme a tante altre cose. Voglio dire, ormai la visione della prevenzione è un po' cambiata, non è soltanto, pensiamo soltanto al fumo, pensiamo solo al colesterolo di per sé stesso, pensiamo a curare bene il diabete, ma anche altre cose che riguardano un po' tutto quanto l'insieme. Un mondo più giusto e più... Dovrebbe esserci un'altra telefonata, dottor Franco Boncompagni. Buon pomeriggio, dove chiama, come si chiama? Buonasera, sono Ersilia, chiamo da Rende. Pongo questo quesito. Io mi sono prenotata il 7 aprile, essendo una malata fragile, ho la A02 e mi è stato dato come giorno il 15 giugno prossimo. Io ho pensato che forse sarà stato seguito un criterio anagrafico, perché io ho 70 anni circa, mancano pochi giorni. E poi qualcuno mi ha detto no, probabilmente hai avuto questa data lunga perché vogliono assicurarsi che ci sia il Pfizer. Ora io ho sentito poco fa il dottor Boncompagni dire vaccinatevi subito per questo telefono, perché non so se sia il caso da aspettare, essendo io un ammalato fragile, il 15 giugno, oppure non sia il caso di approfittare di questi giorni del Vax Day per anticipare. Lei ha A02 ha detto? A02? Come dice, scusi? A02 è il suo codice? Sì, A02, sì. Non so però se mi faranno il Pfizer. La patologia? Fibrillazione atriale. Fibrillazione atriale. Nel caso in cui io anticipi la prenotazione, non so se poi mi faranno un altro vaccino, invece il 15 giugno potrei avere il Pfizer. Guardi, che forse non penso che questo sia stato il criterio, è che la piattaforma ha dei criteri di funzionamento molto particolari. Secondo me, è una mia opinione, intanto non conosce la geografia, perché quando manda qualche persona calabrese a Scicli o a Sciacca, non so dove stanno mandando in Sicilia. Io mi vaccinerò al parco acquatico, non ho questo Sì, il parco problema. acquatico è molto più vicino di Scicli o Sciacca, quindi va bene. Però secondo me funziona anche, intanto per età, ma lei ha 70 anni, ho capito bene? Sì, 70 anni. E allora c'è anche, adesso l'età anagrafica c'è pure. Ha provato a riprovare, perché funziona anche sulla dotazione dei vaccini nel momento in cui ci si prenota, e quindi probabilmente quando lei si è prenotata c'era un raggio d'azione dei vaccini così limitato che l'hanno spostata al 15 giugno. Noi abbiamo avuto una telefonata di redazione di un 82enne di Cosenza che era stato prenotato per fine luglio pur avendo problemi cardiopatici e oncologici, quindi è una piattaforma che a volte non rispetta certe situazioni. Non so il dottor Boncompagni cosa consiglia. Appunto, sì, vorrei sapere se mi consiglia di anticipare o di aspettare tranquillamente il 15 giugno. Quindi la signora è entrata nel piano vaccinale per l'età, punto. La signora con patologia parla di fibrillazione atriale. Per la fibrillazione atriale, signora, non c'è un'indicazione specifica per un vaccino rispetto a un altro, quindi se riesce a farla prima è la stessa cosa, non cambia niente. Non c'è un'indicazione specifica per quanto riguarda la fibrillazione atriale. Scusi, può fare sia AstraZeneca mi pare che... di aver capito comunque che per le persone fragili si faceva il Pfizer, almeno all'inizio era così. Guardi, dice il dottor Boncompagni che la sua situazione, quindi la fibrillazione atriale, non viene considerata come fragilità. Lei ha il codice A02, poi sarà evidentemente l'equipe della sede vaccinale
sulla base dei documenti che lei porterà, a valutare se è il caso di proseguire con l'AstraZeneca, se sarà un Vax Day ad AstraZeneca, oppure farla aspettare e quindi fare poi nei giorni successivi il Pfizer. Però se riesce ad anticipare... Quindi io sono entrata solo per l'età, non per l'esenzione, sebbene mi abbiano chiesto il tipo di esenzione. È entrata per l'età perché in questo momento la piattaforma è aperta ai 60-79 anni. E a maggior ragione può fare qualsiasi vaccino. Sì, okay. Però secondo me non vorrei farla sbagliare, però secondo me se riprova a reiscriversi in piattaforma avrà sicuramente una data più vicina in questo momento, perché ho visto anche prenotazioni per il 1° maggio, per il 2 maggio, magari a Corigliano, non al Parco Acquatico, però per prenotazioni nei giorni precedenti al suo appuntamento. Grazie mille, buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro. Ancora una volta, dicevamo della prevenzione primaria e poi sul dolore toracico invece, aveva terminato... L'unica cosa che volevo aggiungere, che è importante sottolineare, cosa è cambiato sulla prevenzione. È cambiato in questi anni, non in quest'ultimo anno, in quest'ultimo decennio, una maggiore aggressività che riguarda l'approccio ai fattori di rischio per categorie particolari. Cioè, una cosa è il paziente che ha dei fattori di rischio alti, cioè un paziente ad alto rischio, rispetto a un paziente a basso rischio. Cioè, esempio, i parametri stessi, l'obiettivo per quanto riguarda la terapia dell'ipertensione, che un paziente normale può essere 140-90 classico, cambia in un paziente che presenta alto rischio, secondo le carte del rischio, cioè un paziente nefropatico, diabetico, con una storia di cardiopatia alle spalle, l'obiettivo della pressione sarà più basso, cioè 130-80, 82. Questi sono cambiati sostanzialmente, c'è una maggiore aggressività riguardo il colesterolo, la pressione, verso i pazienti che presentano altri fattori di rischio, i pazienti ad alto o medio rischio. Questo è cambiato in questi ultimi anni, quindi l'atteggiamento non è uguale per tutti, ma sta cambiando in questo senso. Benissimo. Parliamo del dolore toracico e dell'infarto, cosa fare? Il dolore toracico possiamo sempre introdurre, visto che siamo in fase di discussione di Covid. Pensate, c'è stata una caduta di ingresso al pronto soccorso intorno al 40-50% per il dolore toracico. Cioè, se lei fa un raffronto tra 2 anni fa, gli ingressi al pronto soccorso di Cosenza dell'Annunziata con dolore toracico, rispetto adesso c'è stata una caduta sostanzialmente. E questo spiega anche poi le conseguenze di questo, perché molti sono dolori toracici fasulli. I famosi intercostali, così dice. Intercostali, fittiforme, però ce ne sono molti che espressione di una sono invece segnali preoccupanti. Trascurati, arrivati con ritardo, rinviati, che poi fanno parte di quella categoria dell'incremento degli arresti cardiaci extraospedalieri, degli infarti grossi, perché quando tu arrivi in pronto soccorso con un infarto in atto, o che è cominciato da 2 ore, 3 ore, adesso rispetto a prima, anche qui un cambiamento che c'è stato, vai direttamente a Cosenza, non ti portano in terapia intensiva, ti portano direttamente in stanza di emodinamica, immediatamente coronarografia, immediatamente rivascolarizzazione quando è possibile. Il che vuol dire salvare il danno, cioè un potenziale danno grosso cardiologico viene ridotto da una rivascolarizzazione precoce. Quando tu arrivi con un ritardo non di ore ma addirittura di giorni, e qui l'incremento di scompenso che c'è stato, documentato da studi che sono stati pubblicati, ti trovi poi che non è che muori per l'infarto, però poi paghi le conseguenze di un infarto trattato con ritardo. Cioè la rivascolarizzazione magari non è stata più fatta o è stata fatta con ritardo. Intanto ti porti dietro un infarto, una grossa cicatrice, e tutto questo ti porta le conseguenze che ci sono. Sul dolore toracico ripetiamo sempre le stesse cose, che noi è molto importante dal punto di vista educativo. Stare attenti sempre, soprattutto adesso, perché è importante in questa fase qui, con la difficoltà e il timore di andare al pronto soccorso anche per una fitta. La fitta no. Cioè, il dolore classico toracico è quello che conosciamo, abbiamo imparato tante campagne di prevenzione, il dolore oppressivo, accompagnato spesso da affanno, da sudorazione, dolore irradiato spesso al braccio sinistro, ma non solo, pure al destro a volte, che va alle spalle, c'è un dolore pesante e gravativo che va molto diverso dai tanti dolori che fittiformi, il dolore che ti tocca e punge, ti sposti, respiri. Allora, quello non c'entra niente. Lì magari rischi di andare a pigliare qualche infezione da Covid, andando inutilmente al pronto soccorso.
Quindi è importante anche questo, cioè essere meno superficiale, aiutare pure il medico tuo di base nella selezione. Questo volevo dire, che è fondamentale questo. Il dolore cerebragico, ma la cosa più importante è il crollo che c'è stato degli ingressi al pronto soccorso. In questo crollo purtroppo sono compresi molti dolori veri, coronarici. Quindi attenzione a determinati segnali da non trascurare, naturalmente non il doloretto qualsiasi. Non trascurare, ma non ognuno banalizzare dovrebbe la cosa. conoscere se stesso e sapere quindi che Certo. i problemi ci sono ogni tanto di questi doloretti, ma quelli che sono caratterizzanti dell'infarto, quindi l'oppressione, il dolore al braccio sinistro, destro, alla schiena, allora bisogna guardarli con attenzione, magari prima un consulto telefonico e poi la corsa in ospedale. Telefonata, buon pomeriggio. Da dove chiama e come si chiama? Buonasera, chiamo da Rende, mi chiamo Giovanni. Volevo fare una domanda al professore Boncompagni. Prego. Volevo sapere, per quanto riguarda chi ha avuto un danno cardiologico, tipo un infarto, qualcosa, se per i vaccini. Infarto, chi ha avuto un infarto, per quanto riguarda i vaccini, come deve regolarsi? Se c'è, diciamo, quanto tempo ci vuole per fare i vaccini? Ma non c'è una finestra temporale. La vaccinazione la può fare pure nel post-acuto, dopo l'infarto avvenuto magari un mese prima, non c'è nessuna controindicazione. E non c'è nessuna indicazione specifica per fare un vaccino rispetto a un altro. Anche in questo caso cerchiamo di semplificare le cose. È importante fare le vaccinazioni. Ci sarà il solito problema che parlavamo prima, si discuteva in precedenza. Aver avuto un infarto non è la strada privilegiata per farlo prima. Deve aspettare quelle che sono le tappe di questo abbiamo già discusso. Però una volta che ti tocca, e questo è il nostro compito pure oggi, di stimolare a farle le vaccinazioni, non lasciare stare il timore del tipo di vaccino, quello che può succedere. Ci sono delle piccole accortezze, faccio un esempio, cioè che poi è gestione ordinaria. Il paziente dopo un infarto, per esempio, prende molto spesso antiaggreganti, coagulanti, antitrombotici, no? Una cosa che da tenere presente, ma non è qualcosa di chissà cosa si rischia se non si fa. Molto spesso i pazienti dopo un infarto, quasi tutti, l'aspirina, il clopridogrel, le ibrelique, cioè questi farmaci antitrombotici che si prendono per un periodo 6 mesi, un anno, a volte sempre. L'unica accortezza, ma ripeto non è niente di assoluto, è se lei ha il vaccino organizzato per domani, la sera prima magari l'aspirina la può saltare, così può saltare anche la dose di clopridogrel e di ibrelique, solo la sera prima. Questo per quale motivo? Non perché grossi problemi che potrebbe creare la cosa, quanto il fatto sempre inerente all'ematoma che si potrebbe magari creare, piccolo ematoma, nel posto della puntura. Solo questo c'è. Altre controindicazioni non ce ne sono. Altre domande, signor Giovanni? Ho capito, no, nessuna domanda, voglio solo salutarlo e basta. Grazie di tutto e buona serata. Grazie a lei, buona serata. Non abbiamo chiesto l'età, signor Giovanni, però sembra di capire che avesse avuto un problema di recente. La prevenzione secondaria e la riabilitazione cardiologica. Prima abbiamo accennato qualcosa. Quando si parla di riabilitazione, e questo è un argomento che ci tengo tanto a sottolinearlo, prima per la mia esperienza di cardiologo riabilitatore, tanti anni che abbiamo fatto riabilitazione all'Annunziata e adesso stiamo seguendo, la stiamo portando avanti alla Madonna della Catena, il gruppo di Greco. C'è il professore Trompetti, Claudio Trompetti, che se ne occupa con molta passione. Abbiamo avuto ospite più volte, abbiamo visto anche in un video come si lavora alla Madonna della Catena. Ne abbiamo parlato in un'altra puntata. La riabilitazione, tra l'altro, alla Madonna della Catena, mai come adesso non organizzata, è stata potenziata molto. Cos'è la riabilitazione cardiologica? Ora, per capire il concetto, serve soprattutto per ridurre in senso concreto la morbosità, cioè la ricaduta, e la mortalità nel tempo. Quali sono i candidati alla riabilitazione? Chi deve fare la riabilitazione? Innanzitutto i pazienti post-chirurgici, i pazienti rivascolarizzati dopo bypass, dopo intervento di valvolare, la devono fare anche i pazienti rivascolarizzati, i pazienti complessi dopo interventi di
multipli stent, può essere importante e fondamentale farlo. I pazienti in altre indicazioni con scompenso cardiaco, naturalmente stabilizzati, che non sono in una fase di instabilità, sono dei candidati anche questi alla riabilitazione cardiologica. Abbiamo dei modelli e dei livelli. I modelli di riabilitazione sono il modello degenziale, quello della Madonna della Catena, dove accanto alla riabilitazione post-ictus, ortopedica, se ne fa tante di queste riabilitazioni, c'è anche quella cardiologica. Quindi il livello degenziale, ma anche il livello ambulatoriale, quelle che personalmente ho fatto all'Annunziata per tanto tempo, senza paziente ricoverato. Poi c'è un'altra cosa importante che è il livello di tipo intensivo o meno, cioè la puoi fare in una struttura super attrezzata, qual è la nostra del Madonna della Catena, può affluire, e qui è un aspetto molto importante. Il paziente operato di recente, che intanto libera il postoletto in cardiochirurgia, e questo è fondamentale, e quindi permette il turnover dei pazienti, le liste d'attesa per operarsi, perché molti pazienti con polipatologie, pazienti complessi, necessitano, hanno bisogno di un periodo più lungo di osservazione, non possono essere dimessi subito. Sono quei pazienti che possono trarre vantaggio da una riabilitazione cardiologica in regime di degenza, in strutture molto attrezzate, tipo questa Madonna della Catena e altre strutture che ci sono in provincia di Cosenza. Io parlo della nostra perché ci lavoro, perché sono consulente lì. Dica. Ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità e poi abbiamo una persona in linea, chiediamo scusa, la attendiamo se può aspettarci dopo la pubblicità, che sarà brevissima. Di nuovo in studio, terza parte di salute e prevenzione, stiamo parlando di cardiologia, avevamo una telefonata in attesa probabilmente, vediamo un po' se c'è ancora, eccola. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buonasera, sono Antonio da Catanzaro. Salve. Volevo fare una domanda al dottore. Io nel 2019 ho avuto un episodio di sindrome coronarica acuta, però coronaria, esenti da lesione, dopo aver fatto la coronografia. Ho avuto gli stessi sintomi dell'infarto, sono stato in pronto soccorso, hanno trovato gli enzimi cardiaci alti e poi ho fatto la coronografia e hanno trovato le coronarie esenti da lesioni. Ho fatto una terapia. Hanno trovato le coronarie? Esenti da lesioni. Esenti da lesioni? Sì, proprio intatte. Ho fatto... Un argomento interessante questo, capito? Signor Antonio? Da Catanzaro. Sì, mi dica, quindi cosa chiede al dottor? Ho fatto una cura, tutto per colui che ha avuto un infarto, tipo il Duplavin, Cardicor, Totalip. La terapia, ha sentito dottor Boncompagni? Allora, c'è qualche disturbo con la telefonata, può ripetere la terapia che ha assunto? Ho assunto il Duplavin, Cardicor, il Totalip, quasi per un annetto. Cosa chiede al dottor Boncompagni? Ha introdotto un argomento interessante, sostanzialmente. Volevo capire a cosa è dovuto questo episodio che ho avuto, Allora, ha introdotto un argomento interessante. Di fatto stiamo parlando di un paziente che ha avuto un infarto miocardico con le coronarie normali, che adesso c'è proprio una definizione, MINOCA si chiama, infarto senza ostruzione coronarica. Le cause quali possono essere? Un vasospasmo, può essere un problema provocato magari da un bridge, da un ponte coronarico, cioè situazione, in parole povere, una situazione che ti dà tutta una serie di risposte biomorali, di marcatori, positive, tutto, poi sostanzialmente vai a fare la coronografia e i coronari sono normali. Quindi un evento trombotico acuto che sia transitorio, uno spasmo coronarico. Può essere un problema collegato magari a qualcosa provocato, che posso dire, è frequente nelle donne soprattutto questa situazione qui, è molto più frequente nelle donne che non nei maschi. Può essere stata una crisi ipertensiva importante, può essere un infarto provocato da un'importante discrepanza, una crisi ipertensiva.
La terapia che si fa dopo, qual è? Naturalmente non si va a disostruire niente, perché i vasi chiusi non ce ne sono. Si fa una terapia in previsione di un rischio magari di una trombosi che c'è stata e che si è risolta, una protezione per evitare le recidive. Esistono due entità adesso molto diffuse, che prima se ne parlava, non è una cosa nuova, se ne parlava, ma adesso è diventata proprio un'entità nosologica. E si chiama MINOCA, infarto senza ostruzione coronarica, come pure c'è INOCA, cioè l'ischemia, o qualcuno la chiama ANOCA, angina, senza ostruzione coronarica. Sono situazioni che possono essere provocate molto spesso da problemi emodinamici, quale vasospasmo è uno di questi, oppure una trombosi che c'è stata ma si è risolta subito, ma possono essere collegate pure a situazioni diverse, quali per esempio una crisi ipertensiva importante, uno stress importante. C'è una sindrome importantissima che colpisce soprattutto le donne dopo stress emotivi, l'attacco subbo si chiama, c'è questo nome particolare, dove all'inizio c'è un esordio drammatico, sembra chissà quale infarto è, in genere dopo stress importante, ma nel giro di 2 o 3 giorni poi si risolve. Sono tutte situazioni che in parte vanno a simulare situazioni quelle che riferiva prima il nostro amico che parlava prima. La terapia bisogna farla, sta facendo adesso beta bloccante, mi pare aver capito, quindi probabilmente pure iperteso, statine, si fa poi una terapia di mantenimento che sotto molti aspetti è né più né meno quelle che si fa quando c'è la coronaropatia ostruttiva che si è risolta con un'angioplastica. Perfetto, e abbiamo un'altra telefonata. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buonasera, chiamo da Castiglione. Salve, può rivolgere la domanda al dottor Boncompagni. Buonasera dottor Franco, senta, io ho una malattia rara, in effetti ho 1000 piastrine. Come? E assumo cortisone dal 96. Qual è la malattia rara, scusi, che non ha... È un morbo di Werloff. Il morbo di? Werloff, sarebbe una piastrinopenia grave. Piastrino... Sì. Quindi sono andato dall'ematologo per il vaccino, per essere iscritto, dato che essendo una malattia rara non c'ho nessuna sanzione. Sono andato dall'ematologo per essere iscritto e mi ha rimandato dal mio medico curante. Il mio medico curante mi ha rimandato al centro vaccinale. Il centro vaccinale non mi ha fatto proprio entrare e mi ha rimandato di nuovo dall'ematologo. Per fare il vaccino nelle mie condizioni con 1000 piastrine, come devo fare, dottore? Deve fare quelle che le consiglia l'ematologo. L'ematologo mi ha mandato dal mio dottore. Dal suo dottore? Dottore di famiglia. Vabbè, avrà scritto una relazione. E cosa ha consigliato l'ematologo? Sì, mi ha scritto una relazione. Ma cosa consigliava? Di farlo il vaccino? No. Allora, nelle mie condizioni dovrei fare un vaccino con le dovute cautele. Ancora no. Io penso che il problema riguarda il rapporto che ci deve essere tra l'ematologo e il centro vaccinale. Il medico di base di fatto è nutramite in questo momento. E quindi devo andare di nuovo dall'ematologo? Dall'ematologo. Allora, all'ematologo le deve chiedere in un modo una bella relazione, breve, sintetica ma essenziale, specificando la patologia e una lettera, questa qui naturalmente va portata al centro vaccinale, dove l'ematologo dirà se il vaccino lo deve fare, quale tipo di vaccino, quali possono essere gli effetti collaterali o meno. Cioè, è importante che sia l'ematologo scriva una relazione che lei porta al centro vaccinale. Senta, l'ematologo mi ha fatto il foglio ma al centro vaccinale non mi fanno entrare. Che vuol dire non ti fanno entrare? Non capisco. Siamo andati vicino a Torretta là che non ci hanno fatto proprio, non ci hanno dato nessuna risposta. Questo lo so. E non lo so questo. Questo è In che strano. senso non fanno entrare? Non capisco. Lei in che città vive? Castiglione? Ma cos'è? Castiglione. Castiglione. E quindi in quale centro si è recato? All'ospedale. Ah, all'ospedale. L'ospedale, l'ematologo dell'ospedale penso pure. Sì,
Sì, l'ematologo dell'ospedale non ho E poteva fare una telefonata e o qualcosa. Chieda un po' l'aiuto, un po', visto che è una malattia rara, non è che su tanti casi, sì. al suo medico, ma soprattutto all'ematologo, che faccia una telefonata al centro vaccinale. Se non si chiarisce mai questa cosa, se no diventa un ribalzare. È un giro. Secondo me il problema si può risolvere da rapporto attivo tra l'ematologo e il centro vaccinale. Vabbè, allora contatto di nuovo l'ematologo. Sì, prego. Ok, buona giornata. Buona giornata, in bocca al lupo per questa situazione. Torniamo al nostro discorso, dottor Boncompagni. Riabilitazione, stiamo parlando prima. Allora, abbiamo parlato prima dei candidati. Quali sono i candidati alla riabilitazione? I pazienti operati, post-infarto, post-rivascolazione, i valvolari, scompensate, ma va benissimo la riabilitazione per i pazienti con arteriopatia vascolare periferica, che hanno ostruzione alle gambe, operato o no, la riabilitazione è fondamentale in questi casi. Ora, in una riabilitazione degenziale di un certo livello, operano sempre, è un team che opera, c'è l'approccio al paziente, al candidato che ti viene mandato, è un approccio multidisciplinare, c'è fisiatra, fisioterapista, dietologo, psicologo, cardiologo, tutte figure importanti che devono collaborare perché molto spesso questi pazienti che vengono mandati sono pazienti complessi che necessitano sempre di un approccio multidisciplinare. Ora, il problema vero qual è? Il problema che si crea molto spesso è che sul territorio, anche qui un po' ricalco quando prima parlavamo dei rapporti tra i vari settori per quanto riguarda la sanità, il paziente una volta operato, due sono le cose, o il cardiochirurgo, il cardio che opera, prende rapporto con una struttura di riabilitazione, telefona a Madonna della Catena oppure al San Francesco, un'altra struttura a Villa del Sole, e chiede se ci sono disponibilità di posti letto, e quindi si crea la cosa, il paziente libera il posto ma va in un modo mirato nella struttura, oppure come succede spesso, il paziente operato in Calabria o fuori Calabria ritorna dal suo medico curante e il paziente molto spesso non va a fare riabilitazione, non la fa né ambulatoriale né in degenza, tenendo presente che il degenziale soprattutto è per pazienti particolarmente complessi, pazienti che hanno necessità di essere seguiti ancora, non di essere immessi subito nella società. Quindi c'è questo problema anche qui, ecco, un problema solito della sanità, che manca la filiera sostanzialmente, la filiera, cioè chi ti opera poi ti lascia. Altre volte invece, quando la filiera funziona, il paziente viene indirizzato in una struttura tipo la nostra e dove resta un mese, compie questo 2 mesi. Percorso che poi lo riporta alla qualità della vita che si spera di avere. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Salve, buonasera, sono Alfredo e chiamo da Marano. Prego. Allora, io volevo fare una domanda al dottore Boncompagni che 15 anni fa mi ha curato per un notte cardiaco fatto con extasi isola 2 e ho avuto dei problemi e lui mi ha dato il Cardicor da prendere da 2,5 e sono 15 anni che lo prendo questo Cardicor. Sì. Ha capito? Sì, prego. E qual è la domanda? No, la domanda è questa. Io il 2017 sono stato ricoverato a Rogliano per un sospetto problema nodulare polmonare che poi con la TAC non è risultato, ma è risultato un enfisema bollosa polmonare bilaterale più interstiziopatia. Ieri ho fatto un torace di controllo, ieri mattina, il risultato me lo sono preso stamattina, diciamo che il torace non è cambiato di molto, è rimasto uguale, Ma il giorno 5 sono prenotato per il vaccino a Bagliolise, lo posso fare tranquillamente con questo problema polmonare? Non c'è controindicazione anche in questi casi, non c'è nessun motivo per non farlo il vaccino. Ho capito il farmaco, lei si preoccupava del Cardicor, che bisoprololo poi, che non lo deve assolutamente sospendere. Sì. Per la patologia che lei ha, secondo me c'è indicazione, tanta indicazione a fare il vaccino. C'è indicazione a farlo, sì. C'è perché sono i polmoni che... Sì, a maggior ragione. A maggior ragione.
come spiegava a microfoni spenti a me, per questo lo so, non per altro. Quindi lo posso fare tranquillamente? Sì, tranquillamente. Con il problema. Vabbè. Lei quanti anni ha? Posso chiedere quanti anni ha? Naturalmente pure lei porta la documentazione al centro vaccinale. Ho capito, ricordo sempre con affetto il dottore Boncompagni. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, in bocca al lupo. Arrivederci. Quanti pazienti? Quanti 15 anni. 15 anni fa. E quindi stavo dicendo, bisogna, anche queste trasmissioni sono importanti, a stimolare questo, perché mentre per motivi oggettive, è più facile, si dà quasi per scontato che dopo una frattura al femore tu vai in una struttura a Madonna della Catena per un periodo di riabilitazione, una frattura, o dopo un ictus c'è la corsa ad andare a trovare una struttura. Per quanto riguarda il post cardiochirurgico, per esempio, o il paziente rivascolarizzato, per quanto riguarda il post cardiochirurgico, il problema zoppica. Viene sottovalutato. Viene sottovalutato, probabilmente certo. con degli effetti poi gravi. È un errore grave questo qui, un errore grave perché ci sono dei dati che ti dimostrano che tra chi fa riabilitazione post-evento chirurgico e chi non la fa c'è una riduzione di mortalità del 25-30%. Stiamo parlando di studi Dati europei. Importantissimi. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buon pomeriggio anche a voi, sono Daniela, telefono da Cosenza. Il professor Boncompagni, io lo adoro, lo amo, parentesi, chiudo, è stato il cardiologo di mio papà, la domanda che voglio rivolgergli è proprio inerente a mio padre. Ora è vecchietto, non lo posso più portare fuori il dottor Boncompagni, quindi quello che le rivolgo è solo un consiglio. Ora è un cardiopatico serio, da 30 anni circa, ha avuto diversi infarti, ma non si è mai voluto operare, quindi ha sempre convissuto con questa patologia, prendendo pillole a go-go, angina pectori soprattutto. È un cronico, sì. Ora con l'età è anche portatore di catetere. Con l'età lui ora è un iperattivo, cioè non dorme mai, né notte né giorno. Iperattivo non dorme mai né notte né giorno. Come? Sì. Iperattivo non dorme mai né notte né giorno. È iperattivo. Esattamente. No, ho capito. Ha capito, dottor Boncompagni? Cioè Sì. non dorme, non... Ma provate a prendere qualcosa di leggero per farlo dormire. La domanda era proprio questa, ci siamo sempre spaventati di dargli qualsiasi cosa, goccina, sempre per il problema cuore. No, ci sono dei farmaci. Signora, ci sono dei farmaci che si danno ai pazienti centenari, 95 anni, senza effetti collaterali importanti. Io non lo dico, sono delle sostanze che appartengono alla famiglia delle benzodiazepine, ma non sono proprio benzodiazepine, e che presi la sera lo fanno riposare, che il sonno in questi casi, in un paziente cardiopatico ischemico cronico, è la migliore terapia che c'è. Non possiamo fare il nome, però sono molto famosi, diciamo. Sì. Ma famosi niente, l'abbiamo provata qualcuna e gli dava molti effetti collaterali. Un nome non lo possiamo fare, lo faccio io, lo Xanax, che è una cosa semplice, non lo so, si può dare? Sì, qualcosa. Lo Xanax, dottore. Ma il farmaco, li può dare, ma che effetti collaterali ha avuto, signora? Il giorno dopo si sentiva non connetteva proprio. Frastornato, non connetteva. È diverso. Sì. E come si chiamava il farmaco? Questo, lo Xanax. No, lo Xanax non ce l'ho mai provato, no. Adesso non lo ricordo, con un trittico, mi pare, un trittico. Il trittico, ho capito, sì. Li può dare questi effetti. E questo ha dato l'aspetto collaterale. Dico, mi può consigliare un farmaco, dottore? Bisogna consigliare un farmaco diverso. Può provare col più semplice di tutti, l'Alcion per esempio, Alcion con l'H davanti, 0,25. Alcion con l'H davanti, 0,25. Alcion da 0,25. L'ha preso già altre volte, no? No. Fatto scorrettezza dal punto di vista farmacologico. Provi con questo, signora, provi con questo, visto che siamo
in una situazione di rapporti familiari, pure qui a Tenni. Va bene, va bene. Grazie per la telefonata. Grazie a voi, Prego. grazie a voi. Ha detto la signora addirittura adoro il dottor Boncompagni, poi ha chiuso la parentesi ma ha esordito così. Non si può fare l'alcia, non è Dottor Boncompagni, aritmie, palpitazioni, fibrillazione atriale, avevamo tanti argomenti da trattare, ma siamo in chiusura purtroppo, quest'oggi non siamo riusciti. Le do il tempo per un appello e per dire qualcosa sull'attività che si sta facendo adesso nella clinica della Madonnina. Alla Madonnina, allora, siamo organizzati sotto l'aspetto cardiologico in questo modo. Alla Madonnina c'è il servizio di cardiologia. Riusciamo a dare risposte in tempi rapidi. I tempi di prenotazione nostri sono, per quanto riguarda almeno l'elettrocardiogramma da sforzo, le visite, non superano i 10-15 giorni. Le prove da sforzo riusciamo a farle in una settimana. L'ecocardiogramma, ecodoppler, c'è un movimento che tra l'altro sta avendo un crescendo notevole. Stiamo dando risposte soprattutto adesso, non per colpa delle strutture pubbliche che non funzionano, ingolfate come sono, molti pazienti riusciamo a dare le risposte nostre in un modo abbastanza rapido e efficiente. Poi abbiamo la cardiologia che è di supporto da una mano alla riabilitazione sopra, Madonna della Catena. Poi c'è il nostro anche un supporto operativo, non solo online, ma quando è necessario pure di presenza al Sacro Cuore, dove c'è la struttura soprattutto ostetrica e ginecologica. Riusciamo in un modo ben strutturato e tra l'altro in modo intelligente, secondo me, a creare una rete di protezione cardiologica che segue 3 presidi che sono distanti, non sono uno sull'altro. Certo. Al Sacro Cuore, alla Madonnina c'è proprio la struttura nostra, dove riusciamo a fare ogni mattina tanti esami, diamo risposte, tempi di e noi siamo venuti anche a osservare da vicino. Grazie dottor Compagni, grazie per la sua presenza, per la sua disponibilità a rispondere anche quando si è andati fuori tema per la questione vaccini che, come ha capito, è molto sentita nella provincia di Cosenza e nella regione. Abbiamo ricevuto telefonate da tutta la regione Calabria. Detto questo, l'appuntamento è alla prossima settimana, sempre con salute e prevenzione. Arrivederci.